Dopo le 2 vittorie consecutive su Ariano Irpino e Civitanova Marche, la Techfind San Salvatore vuole regalarsi un'impresa contro la Spezia, una delle 3 capoliste del girone assieme a Campobasso e Faenza. San Salvatore che arriva dalla vittoria supplementare contro la formazione marchigiana, quella di Civitanova Marche, appunto propiziata dalla tripla del pareggio di Mataloni a una manciata di secondi dal termine. Oggi seconda peraltro giornata di squalifica da scontare per coach Antonello Restivo. In panchina c'è ancora il suo vice Marcello Ibba. La partita è iniziata agli ordini di Chiara Consoni, di Ambivere e Sara Canali, di Gandino. Il primo possesso è per la Spezia che va subito sotto da Olashide, non trova la via del canestro. C'è Bungaite in quintetto per il San Salvatore per provare a contrastare appunto la sua fisicità. Subito il pallone in angolo per Arioli, linea di fondo, tiro in reverse, errore Olashide, fa suo il pallone, poi prova a lanciare la transizione della sua squadra guidata ora da Tosi, dentro per DN, non controlla il pallone, Bungaite si tuffa anche Olashide e ci si affida ovviamente alla regola del possesso alternato che assegnerà il pallone alla Techfind San Salvatore. Ancora non si è segnato in questa partita valida per il 16° turno, il primo di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, detto del primo posto pur in coabitazione, insomma una coabitazione abbastanza affollata per la Spezia. C'è da fare i conti anche con la classifica del San Salvatore che al momento è nono. Intanto seguiamo questo tentativo da 3 punti a segno da parte di Giovanna Pertile. Dicevamo San Salvatore nono con 12 punti, 6 vittorie e 7 sconfitte. Il ruolino di marcia insomma della formazione guidata da Antonello Restivo, che oggi cerca di portare a casa uno scalpo importante. Posizione profonda per DN, il fallo di Bungaite, segnalazione questa che è parsa forse un po' severa da parte dell'arbitro. Ci saranno 2 tiri liberi per DN assieme a Olashide, non c'è Sarni in quintetto quest'oggi per la Spezia. 8:47 per chiudere il primo quarto. DN che mette il primo tiro libero, in precedenza la tripla di Pertile, che ha un po' ritrovato le percentuali almeno parzialmente nel corso dell'ultima partita contro Civitanova Marche. 18 punti complessivi, 14 però nel primo quarto. Per rivederla a referto insomma abbiamo dovuto aspettare abbondanti tratti di partita. Comunque in crescita Pertile si prende un altro pallone, va fuori da Arioli che quest'oggi è tornata dunque in quintetto per la Techfind. Pertile mette il pallone per terra, fuori da Bungaite. Arioli, c'è bisogno di accelerare, tiene sul cambio difensivo DN, ci riprova Pertile, stavolta non trova altro che il secondo ferro. La Spezia è già nella metà campo offensiva con Lana Pakowski, Olashide e poi la partenza di Templari. L'ex Virtus Cagliari va dentro da Olashide, si appoggia al tabellone, firma il sorpasso spezzino sul 4-3. Ovviamente avete visto quelli che sono i temi principali dal punto di vista offensivo di La Spezia, che ha tanto dal punto di vista della fisicità, delle lunghe, e ovviamente cerca spesso di esplorare delle situazioni di gioco molto profonde con DN, con Olashide e probabilmente più avanti nella partita anche magari con Sarni. Qui c'è la transizione per la Techfind, 2 facili in contropiede per Giovanna Pertile, contro sorpasso Techfind 5-4 e 5 punti personali per Pertile. Pakowski, abbiamo detto delle lunghe, ma probabilmente il principale punto di forza della Spezia è proprio la playmaker croata, forse la miglior playmaker in assoluto del campionato. Qui è andata a scontrarsi con Mataloni, autrice del fallo. Mataloni però ha avuto la peggio dal punto di vista proprio del contatto, dello scontro di gioco. C'è la rimessa per la Spezia, secondo fallo di squadra per il San Salvatore in questo primo quarto. Il gioco a 2 tra Pakowski e Templari. Templari mette il pallone per terra, specialista, lo ricordiamo, nel palleggio, arresto e tiro dalla media distanza. Si prova a servire in posta ancora Olashide. Il San Salvatore ha varie opzioni difensive, una di queste è quella di cercare di negare insomma le ricezioni in post basso. Ci ha provato qui con successo la squadra giallonera, che è riuscita a guadagnare anche la rimessa nella zona difensiva. Mataloni stavolta mette ordine, ha chiamato il gioco da eseguire nella metà campo offensiva, ha servito Arioli, quindi l'ha consegnato ancora per Mataloni. La finta di Gagliano che non riesce a smarcarsi per la ricezione, si va da Pertile. Qui malinteso tra Pertile e Bungaite. Bungaite probabilmente aveva l'intenzione di andare a bloccare
Pertile l'ha servita con il passaggio, è nata così una palla persa evitabile per il San Salvatore, che torna sotto sul 6-5. Arioli in punta da Julita Bungaite, quindi Pertile il movimento a smarcarsi e ad allargare, meglio ad aprire il campo da parte di Mataloni. Gioca a 2 con Bungaite, non rapidissimo, tiene il cambio difensivo però che voleva, c'era il mismatch per Bungaite che non lo attacca, preferisce tornare fuori. Fa bene, perché nasce così la tripla che permette alle padroni di casa di andare avanti per la prima volta in questa sfida di 2 lunghezze sull'8-6. Attacchi che stanno dominando la partita in questi primissimi frangenti di potenza. Qui Olajide va dentro e pareggia i conti. 8-8 ora al Palavienna, partita piacevole in questo avvio. Mataloni dal palleggio cerca il pallone Pakowski, marcatura, ritmi abbastanza serrati per la croata, quindi Arioli che spara per l'uscita dei blocchi di Pertile, mette anche questo un cecchino in avvio di partita. Giovanna Pertile, gran bella uscita dal blocco per la giocatrice ex Reyer Venezia. La partenza di Pakowski, il blocco di DNA a creare separazione per permettere un comodo palleggio, arresto e tiro. Tutto molto ben fatto anche qui. 11-10 e San Salvatore che si affida a Mataloni, quindi Arioli, ancora la playmaker anconetana, presa ora in consegna da Olajide, lancata di Olajide, probabilmente poteva starci il fallo. Mataloni si prende il tiro da 3 con l'attacco del San Salvatore che non era riuscito a costruire granché. Ora si torna in fretta nella metà campo difensiva. Buonissimo l'anticipo di Bungaite, sfortunato un po' anche il San Salvatore perché Arioli poteva anche completare il recupero e magari far partire una situazione di contropiede. 11-10, 5 minuti 9 secondi per tornare in panchina, ovviamente per la prima pausa della partita. Pakowski parte verso destra, Eurostep, e poi preferisce scaricare fuori per Tosi da 3 punti. DNA che può avere anche dimensione perimetrale. Avete visto un bel tagliafuori da parte di Delia Gagliano nell'ultimo caso. Bene a rimbalzo difensivo, poi il pallone schiacciato per terra per Pertile. Bungaite prova a prendere la linea di fondo ma litiga col pallone. Transizione La Spezia che paradossalmente sta attaccando più spesso del San Salvatore in contropiede in questi primi frangenti della partita. Qui si decide poi di appoggiare il pallone ancora in post basso. DNA, cliente scomodissimo per Gagliano, fallo speso da parte della giocatrice algherese. 4:38 da giocare e torna in lunetta DNA. San Salvatore che ha preparato con grande accuratezza la partita, proprio tenendo presenti quelle che sono le caratteristiche particolari di La Spezia. Tanta fisicità sotto i tabelloni, ma armi diverse sono da giocarsi la squadra giallonera, che non parte assolutamente sconfitta contro una squadra che ha fin qui perso soltanto 2 partite. Intanto è arrivato il canestro di DNA che vale la parità sull'11 pari, poi anche il sorpasso. 12-11, questo è il punteggio sul tabellone del Palavienna quando siamo nella seconda metà del primo quarto. Il San Salvatore che attacca, Pertile attaccata da Tosi, l'uscita di Arioli, sale Bungaite per bloccare verso sinistra, poi rolla dentro, vediamo se arriva il pallone così con l'ausilio di una sponda. Gagliano la finta sul perno, il tiro cadendo all'indietro, una delle sue soluzioni preferite. Stavolta non trova però altro che il ferro. Allora siamo dall'altra parte. Pakowski, DNA ancora consegnato per Pakowski. Mataloni le concede anche un po' di spazio perché sa che è pressoché impossibile contenere il primo passo di Lana Pakowski. Qui però viene ugualmente battuta. 14-11 e La Spezia che dunque guadagna 3 punti di vantaggio. Arioli batte Templari con il cambio di mano ma poi sbaglia il tiro. Fa valere la propria fisicità, i propri centimetri a rimbalzo Olajide, poi il pallone che schizza via viene raccolto dalla stessa giocatrice in canotta numero 30. Viene sul perimetro per Pakowski, il blocco di Olajide non è regolare, viene aggiustato all'ultimo per sbarrare la strada a Mataloni. Fischio arbitrale condivisibile che giunge a 3 minuti e 36 secondi dal termine del primo quarto sulla situazione di punteggio che vede La Spezia avanti sul 14-11. C'è anche il primo cambio della partita, fuori viene ed ecco un'altra ex sarda tra virgolette, ovvero Silvia Sarni, giocatrice di grande impatto fisico che però ama tanto
giocare lontano da canestro, ha buonissima mano dalla media e talvolta anche dalla lunga distanza, ce lo ricordiamo insomma dei tempi della Virtus. Va dentro Pertile con decisione, canestro con fallo. Altra bella giocata di Giovanna Pertile, San Salvatore lì tiene testa a una delle 3 capoliste del girone. Un plauso va a Giovanna Pertile, che ha attraversato un bruttissimo momento dal punto di vista delle percentuali al tiro, ma ha continuato a lavorare con fiducia e pian piano insomma gli dei del basket stanno premiando la sua caparbietà. Buonissimo primo quarto anche oggi. Altro cambio intanto, fuori Tosi, un po' impalpabile in questo inizio di gara, dovrebbe essere entrato, se non abbiamo visto male, per la Spezia con il numero 6 Corradino. Ecco il nuovo possesso offensivo della squadra ligure, che passa dalle mani di Templari. Il pick and pop immediato con Sarni, ecco proprio Corradino sulla linea di fondo, prova a riaprire, non benissimo per Sarni. Ci sono 8 secondi per il tiro di La Spezia, la stoppata di Gagliano sul tentativo anche abbastanza timido di Corradino. Ci sarà la rimessa dal fondo per La Spezia, 6 secondi residui sul cronometro dei 24. 3-0-4 da giocare nel primo periodo, il pallone subito fuori per Sarni, l'uscita pigra qui di Bungaite che si becca il canestro in faccia. 16-14, torna avanti allora la squadra di coach Marco Corsolini, che cerca in questa stagione il ritorno nel campionato di Serie A1. Bellissima iniziativa dal post, ancora a segno il San Salvatore che rende subito pan per Focaccia. 16-16. Corradino mette il pallone per terra, seguita da Mataloni, poi Sarni murata da Arioli. Vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. È stato proprio del capitano del San Salvatore, Cinzia Arioli. Rimessa in attacco per La Spezia, 2:32 da giocare qui al Palavienna. Prima giornata di ritorno, giro di boa del campionato. Il San Salvatore vuole giocarsi questi mesi finali della stagione la possibilità di ottenere dei playoff, che sarebbero, meglio, che rappresenterebbero un traguardo storico per la compagine selargina. C'è la rimessa alla zona difensiva eseguita da Pertile per Mataloni. Ancora la chiamata dello schema da parte della playmaker in canotta numero 9. Arioli ha ricevuto e ha lasciato il consegnato nelle mani ancora della sua playmaker. Il pallone in gomito per Bungaite, anche lei può mettere il tiro da quella distanza, ama tirare dei 5 metri, qui però sbaglia, un tiro peraltro anche contestato. Qui si salta sulla finta, allora Templari va a nozze infilando il canestro del +2. La Spezia sul 18-16 può essere letale, lo abbiamo detto subito con il palleggio, arresto e tiro. Elisa Templari, buonissima mano, buonissimi fondamentali. Qui lo show difensivo di Sarni, si perde dentro Bungaite. La Spezia, fallo sulla pivot lituana, 2 tiri liberi per lei. Partita combattutissima, ripetiamo, piacevole dal punto di vista dei ritmi, qualcosa da rivedere da entrambe le parti sotto il profilo difensivo, però gli attacchi stanno offrendo tante soluzioni interessanti. Doppio cambio per il San Salvatore, Tibè in campo. C'è stato anche un altro ingresso, si tratta di Denise Pinna con la canotta numero 10, rimessa dal fondo per Arioli. È pronta la giocatrice del San Salvatore, che ha qualche difficoltà nel trovare una linea di passaggio, poi la trova in direzione di Angelica Tibè. Pertile da 3 punti in ritmo, Arioli la mette, Cinzia Arioli. Buonissime percentuali per la TechFind davvero in questo primo quarto, dai 6,75 in maniera particolare, prima con Pertile, poi ora anche con Arioli. 19-18. E la Spezia che insomma ha capito, dovrà sudare per cercare di portare via i 2 punti questo pomeriggio dal Palavienna. DN sulla rimessa dal fondo, registriamo anche l'ingresso in campo con il numero 18 di Salvestrini, prende il canestro sulla rimessa dal fondo, appunto la squadra di Restivo, guidata oggi in panchina come sapete da Marcello Ibba. Ultimo minuto del primo quarto, la Spezia che ha controsorpassato sul 20-19. Qui una gestione del possesso rivedibile, Pinna viene invitata a maggior calma da parte del suo allenatore, lo vedete sbracciarsi in panchina Marcello Ibba. Si riparte con la Spezia che allora ha l'opportunità di accelerare prima
nel primo mini intervallo, con Templari che fa circolare il pallone sul perimetro. Ancora la numero 7, il blocco di Diene, la finta su Tibè che abbocca, poi costretto a scaricare fuori la tripla di Corradino che viene rifiutata però dal ferro. Arioli non attacca fino in fondo in transizione, preferisce gestire. Pertile, ancora lo show di Sarni, leggermente in ritardo stavolta. Tibè, il pallone dentro, qui non una grande idea. Bungaite non aveva lo spazio per ricevere. Per fortuna del San Salvatore c'è la deviazione della stessa Sarni che concede quantomeno la rimessa in attacco. Arioli fuori, Pinna guarda il canestro, poi preferisce giocare a 2 con Tibè, raccoglie il palleggio, va da Bungaite, quindi Pertile. Il cambio difensivo con Diene, la stoppata, poi arriva sul pallone vagante Bungaite, scade il cronometro dei 24, fallo qui di Pinna per spezzare immediatamente la transizione di La Spezia. Sostituzione con Pakowski che ovviamente torna in vista di questo finale di primo quarto, fuori Corradino. Vediamo se c'è qualche adeguamento anche per il San Salvatore, per il momento no. Templari sulla rimessa dal fondo, Pakowski e poi ancora l'ex Virtus Cagliari ha chiamato lo schema, viene presa in consegna ora da Arioli. Diene attaccata invece da Tibè. Sarni, l'end off per Templari, subito la tripla, questa va dentro per Elisa Templari. Finisce il primo quarto, La Spezia avanti di 4 lunghezze sul 23-19. Inizia il secondo quarto al Palavienna in questo momento con Salvestrini che rimette in gioco per La Spezia che ha accelerato nel finale del primo quarto portandosi sul +4, 23-19. Prima un canestro, poi una tripla, un break di 5 punti per cercare di intimorire un San Salvatore che ha avuto buonissimo approccio nel primo quarto, ha tenuto testa insomma alla più quotata squadra avversaria. Il primo attacco è appunto per le bianconere. Diene dopo la deviazione, la rimessa ancora difetta il San Salvatore anche in termini di concentrazione. Talvolta in queste occasioni fallo abbastanza deciso, spesso qui da Pinna su Pakowski, invitata gentilmente in lunetta per 2 tiri liberi. Vediamo se riesce ad allungare Lana Pakowski, abbiamo detto giocatrice croata ma già con abbondante esperienza nel campionato italiano. Il primo libero è andato dentro, siamo allora sul +5 che diventa +6, 25-19, 2 su 2 per Pakowski e riparte chiamando lo schema a pugno il San Salvatore. Fa dalle mani di Pertile, c'è Bungaite, protegge il pallone. Arioli vuole servire proprio Pertile in post medio, avete visto subito il cambio di marcatura con Sarni che è andata ad aggredire proprio Giovanna Pertile per impedire di attaccare quella situazione di mismatch. Errore da 3 punti, Tibè con il rimbalzo offensivo e l'extra possesso per la Techfind. Pertile ha dato dentro per Bungaite, aveva a sua volta un mismatch con Corradino, in questo caso Corradino non è andata per il sottile e ha deciso immediatamente di spendere il fallo sul possesso vicino al canestro della giocatrice in canotta numero 18 del San Salvatore. Arioli esegue la rimessa in direzione di Angelica Tibè, la attende poi per il passaggio consegnato. Tibè, ancora l'azione del San Salvatore che si sviluppa bene, qui il pallone dentro, Tibè molto brava a controllare il piede perno. Arrivano i primi 2 del secondo quarto per la Techfind che riaccorcia sul -4, 25-21. Salvestrini, Pakowski quando mette il turbo è veramente irresistibile, qui scarica fuori per Diene. San Salvatore che ha collassato bene nell'ultima circostanza ed è andata puntuale con l'aiuto difensivo proprio sulla penetrazione, poi non è riuscita a costruire un vantaggio La Spezia sullo scarico appunto di Pakowski. Doppia sostituzione, fuori Bungaite per il San Salvatore, è tornata Mataloni, facciamo un po' il punto, c'è Arioli in campo, mentre Mataloni è ovviamente andata a prendersi subito la regia. Pertile in campo, Tibè è in campo e c'è Delia Gagliano ora nelle 5 di Marcello Iba. Il fallo nel frattempo subito da Pertile, tanto coraggio, tanta verve nella sua prestazione nel primo quarto, aveva fatto benissimo nella prima frazione anche contro Civitanova, ve l'abbiamo già detto, con 14 punti, un po' meno in questo caso ma resta l'ottimo atteggiamento.
Mataloni ha messo il pallone per terra, fuori, Pertile, circolazione sul perimetro e poi Arioli che prova a ribaltare il lato, linea di fondo, ancora Mataloni, lascia andare questa parabola che non trova altro che il ferro. Contropiede bruciante per la Spezia dall'altra parte, anche troppo veloce, infatti Salvestrini non riesce ad arrivare in tempo utile sul pallone. 8:16 per la pausa di metà partita, c'è il primo ingresso in campo di Lacorte per la Techfind, va a rifiatare un po' Arioli che come era preventivabile pian piano ha ripreso fiducia, ritmo. Le manca ancora qualcosa ovviamente per tornare sui livelli di inizio campionato. Ricordiamo che a un certo punto era la miglior realizzatrice di tutta la Serie A2. Intanto bellissimo giro sul perno qui, gran virata di Delia Gagliano, 2 punti che strappano applausi al pubblico del Palavienna. -2 ora San Salvatore, 4 punti in fila, 25-23, e la Spezia che non riesce a segnare da qualche azione. Salvestrini, Corradino, qui c'è infrazione di doppio palleggio probabilmente, anzi viene sanzionato un blocco irregolare alla Spezia, fallo in attacco e il San Salvatore può portarsi dall'altra parte, dunque con il possesso della possibile parità a 25 o magari addirittura del sorpasso. Si parte da Mataloni come sempre, che serve l'uscita di Pertile, posizione profonda per Gagliano, DNA un cliente molto scomodo, chiusa in un angolo. Gagliano trova il modo di ribaltare per Lacorte che fa saltare Salvestrini, buona la penetrazione di Lacorte, le manca però la precisione al momento del tiro. Contropiede la Spezia, Pakowski mantiene il palleggio vivo, passa davanti al blocco e resta con lei Mataloni, quindi Corradino coppiata con Gagliano. Vediamo un po', altro fischio, un altro fallo, forse Pertile su Sarni in questo caso. Secondo fallo di squadra per il San Salvatore in questo secondo quarto di gioco. Vedete coach Corsolini in panchina a osservare questa nuova rimessa d'attacco da parte della sua squadra. Pick and pop, Corradino, Pakowski e stessa giocata con Sarni che poi va a prendere posizione in post medio, ha il mismatch molto comodo contro Mataloni, ma vedete una sua tendenza classica, quella di, anche in situazioni di mismatch, tirare allontanandosi da canestro e non in avvicinamento, nonostante abbia un grande vantaggio di centimetri e chili. Il San Salvatore dall'altra parte non è riuscito a punire, c'è la rimessa per la Spezia con la giocatrice giallonera appunto che ha calpestato la linea laterale portandosi il pallone fuori. 6:30 da giocare nel secondo quarto. Pakowski, avete visto il gioco offensivo chiamato DNA per Sarni, affrontata da Gagliano, ancora posizione profonda per DNA, cerca l'anticipo Tibè, altro fallo, terzo di squadra. Abbastanza contrariata Tibè per questo fischio, aveva in ogni modo cercato l'anticipo a vuoto. DNA stavolta va fuori per Sarni, quindi Pakowski, rinizia la Spezia, penetrazione verso destra, scarico sotto, puntuale. DNA sbaglia ma riesce in qualche modo a tener vivo, quantomeno ci prova. Voleva servire Tosi, pallone che però se n'è andato fuori. Ci sono dei cambi per la squadra ligure con Olajide e Templari che stanno per tornare. C'è un problema per DNA, DNA si è fatta male. Non siamo riusciti a comprendere bene quale sia il motivo del suo infortunio. Fatto sta che DNA per il momento torna in panchina. Mataloni, Pertile, il movimento di Gagliano contro Sarni, mette il pallone per terra, questa è una buona idea. Poi lo scarico è altrettanto buono per Tibele, manca però la precisione al momento del tiro. Tiene vivo il San Salvatore, altro possesso d'attacco. Mataloni gioca a 2 con Gagliano, anche lei si può aprire per il tiro da fuori, lo può mettere ma il tiro è lunghissimo davvero da parte di Gagliano. Tibè, gran rimbalzo, buonissimo giro sul perno, ancora sfortunata però Angelica Tibè, ha un buonissimo movimento davvero questo. Sarni dentro intanto, schema quasi fisso quando in campo c'è Olajide che
ha poca fortuna, esattamente come Tibè dall'altra parte. Non si segna, o meglio si segna pochissimo in questo secondo quarto. 25-23 sempre per la Spezia. Vi abbiamo parlato di un primo quarto dominato dagli attacchi. Intanto Mataloni, anche lei sbaglia da sotto con la mano sinistra. Sarebbe stato anche qui il canestro della parità. Torna però Mataloni, buonissimo il recupero difensivo della playmaker classe 95 del San Salvatore. Si affida al post di Pertile che ha contro Pakowski, preferisce però non attaccare, si va in angolo da Laccorte che ha ovviamente tra le sue caratteristiche principali il tiro da 3 punti. Questo è preso anche con criterio ma è ugualmente sbagliato. Punteggio che non cambia, seconda metà del secondo quarto, 4:45 per la pausa di metà partita. Sarni, Tosi, qui fermata da Gagliano che riesce però soltanto a toccare il pallone, sbaglia anche Sarni, rimbalzo d'attacco per Tosi, ennesimo errore. Canestri tappati da una parte e dall'altra nel secondo quarto. Mataloni, vediamo se riesce a sbloccarsi. San Salvatore tripla in transizione per Pertile, il pallone fa dentro e fuori. Ennesimo rimbalzo di Tibè che si è fatta sentire non poco sotto i tabelloni dal momento del suo ingresso. Ci prova anche Gagliano da 3, probabilmente sarebbe bene provare a variare le soluzioni qui per il San Salvatore. Altro lavoro da applausi per Angelica Tibè che si tuffa sul pallone, lo fa carambolare addosso all'avversaria, guadagna la rimessa dal fondo. C'è il time out intanto in campo. Rimessa dal fondo San Salvatore dopo il time out. C'è Arioli pronta a eseguire. Gagliano per Margherita Mataloni. Arioli spara da 3 punti, airball stavolta per Arioli. Tibè riprova una giocata che in precedenza le era riuscita facendo carambolare il pallone sui piedi di Pakowski. Stavolta però l'ultimo tocco è il suo. Il gioco è ripreso, 4 minuti da giocare nel secondo quarto. Lana Pakowski dal palleggio per Elisa Templari, quindi Silvia Sarni. Tosi, passo d'incrocio, tiro abbastanza incerto da parte di Tosi. È il San Salvatore che sta riuscendo bene in questo frangente della partita a proteggere il pitturato. Mataloni, Gagliano in angolo, batte Olagide, poi deve trovare uno scarico. C'è Tibè, arriva l'ennesimo errore da sotto. Ora rumoreggia anche il pubblico, chiamata maglia, pubblico che rumoreggia credo più che altro per dei mancati fischi in attacco per, o meglio a favore del San Salvatore. Tosi, qui altro fallo in attacco se non ho visto male. Fallo in attacco, ennesimo blocco in movimento, almeno il terzo chiamato dall'inizio della partita contro la Spezia. Altra doppia sostituzione, la panchina di Corsolini è abbastanza profonda con 9-10 giocatrici tutte capaci insomma di tenere bene il campo. Torna Bungaite, fuori Tibè per il San Salvatore, buonissimo apporto della giocatrice canotta numero 3, soprattutto a rimbalzo. Mataloni qui rischia di incespicare, poi trova Arioli, il blocco di Gagliano si apre oltre la linea dei 6,75, un po' battezzata. Arioli preferisce andare in avvicinamento a canestro ed ecco qui un altro errore. Sempre 25-23, a circa 3 minuti non si fa canestro né da una parte né dall'altra. Arioli esplora la situazione, Arioli vede il movimento di Bungaite, prende l'arresto e tiro dalla media, una certezza praticamente. Arioli per la parità a 25, finalmente si sblocca la partita dopo questa lunga fase di impasse. Viene fuori per Sarni, evidentemente nessun problema particolare per la lunga in maglia numero 4 di La Spezia che è tornata in campo. Qui contropiede per Arioli che aveva di fronte a sé Sarni, ha preferito accontentarsi del tiro praticamente dalla lunetta, ha sbagliato Arioli e la Spezia è riuscita in qualche modo a ottenere la rimessa da zona difensiva che verrà eseguita ora da Corradino per Lana Pakowski. Partita ancora in equilibrio e San Salvatore che passa a zona in questo momento della partita. Pakowski, palleggio, arresto e tiro, secondo ferro. Arioli scatta in contropiede, rapidissima Mataloni che si divora il canestro del sorpasso. Veramente incredibile questo errore da parte di Margherita Mataloni, il più comodo dei layup fallito in questo caso dall'ex Ancona. Il pallone sotto per Bungaite, non è finita, il tiro in allontanamento ancora
un errore. Pakowski, vediamo come risponde la Spezia, che ha rischiato di andare sotto nel punteggio in precedenza. Il tiro da 3 punti dentro. Elisa Templari, una killer nel vero senso del termine. Più 3 la Spezia, 28-25. San Salvatore che ora si morde doppiamente le mani perché ha avuto l'opportunità di prendere un po' in mano l'inerzia di questa partita, ma ha sbagliato veramente troppo. La Corte è zona anche dall'altra parte, dunque, per coach Corsolini. Interessante questo frangente della partita anche dal punto di vista tattico. La Corte va verso sinistra, tiene bene difensivamente Templari, a rimbalzo Gagliano. Vediamo un po' qual è il fischio. Stava per scadere anche il cronometro dei 24. Il pallone assegnato alla Spezia. Arriva il momento nuovamente di Denise Pinna per il San Salvatore. Mataloni ha bisogno di un po' di riposo. Pakowski, chiamata a pugno anche per la Spezia. Siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo quarto. Pakowski spalla a canestro contro la Corte. Brava la Corte a toglierle la sedia nell'ultimo caso. Pallone sotto, fallo di Gagliano su Diene. Gagliano vicino a canestro, soffre talvolta la lunga maglia numero 4, secondo di Gagliano se non abbiamo visto male. La panchina di La Spezia si lamenta di qualcosa, probabilmente di qualche goccia che è caduta sul parquet. Vedete anche l'arbitro che cerca di asciugare quella zona del campo. Tutti hanno guardato il soffitto del Palavienna. Ad ogni modo si può riprendere a giocare. 28-25 in favore di chi attacca. 46 secondi alla pausa lunga, consegnato di Diene per Pakowski, accoppiata qui con Bungaite che poi torna su Diene. Sarni ha spazio per il tiro da 3 molto corto, ma poi va più forte di tutti a rimbalzo e trova il modo di realizzare. Silvia Sarni per il più 5, 30-25. Questo il punteggio. Ultimi secondi del secondo quarto. Gagliano per Pinna, sempre a zona la Spezia. La Corte per Arioli, ancora Cinzia Arioli. Il movimento di Bungaite, mette il pallone per terra. Bungaite scarica benissimo sotto per Gagliano, con la difesa della Spezia molto preoccupata dalla lituana. Gagliano è stata lasciata sostanzialmente sola. La tripla di Diene disperata, gli dei del basket danno ancora una mano alla Spezia, che va al riposo lungo sopra di 6 punti sul 33-27. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede. Attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio.
Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Squadre che tornano in campo al Palavienna, si torna dopo il canestro praticamente a fil di sirena di Diene che ha permesso alla Spezia di allungare fino al +6 in conclusione di secondo quarto, 33-27, con il San Salvatore un po' arrabbiato con se stesso per aver fallito tanti canestri anche in situazioni molto vantaggiose. Insomma, avrebbe potuto essere diversa la situazione di punteggio con un po' più di cinismo. Il primo possesso del terzo quarto è proprio per il San Salvatore. C'è stata la deviazione, la rimessa che ora viene eseguita da Arioli. Giulita Bungaite va a cercare ancora il suo capitano, mette il pallone per terra Pertile. Bungaite 4 secondi, San Salvatore non ha costruito sostanzialmente nulla, si deve inventare un tiro Pertile che non viene premiato dalla fortuna, c'è soltanto il secondo ferro. Pakowski, Templari per la Spezia, si prende il blocco di Olajide, gioco a 2, Olajide va da Pakowski, cerca un pallone dentro che però non arriva, allora il tiro dalla media di Tosi con errore, Olajide ci arriva sempre a rimbalzo, sbaglia, poi l'ultima a toccare è stata la giocatrice del San Salvatore, ha controllato quindi Bungaite e ora ci riprova la squadra di coach Marcello Ibba. Ancora nessun canestro in questo terzo quarto, sempre 33-27 in favore di chi difende. Pertile in angolo da Bungaite, questo è un tiro che Bungaite quando in giornata può mettere anche a occhi chiusi. E allora meno 4, 33-29, accorcia la formazione giallonera che ora deve difendere forte. Templari si allarga oltre l'arco, Pakowski sempre ad attaccare Mataloni con un primo passo veramente bruciante, rimessa dal fondo dopo la deviazione sempre per la squadra ospite. Reclama attenzione in panchina a coach Marcello Ibba, un po' di difficoltà sulla rimessa per la Spezia, questa eseguita davvero male nel primo tempo. Invece in almeno 2 se non 3 circostanze la Spezia aveva trovato subito il canestro in occasione di rimessa dal fondo. Ancora Arioli, palleggio, arresto e tiro eseguito benissimo. Meno 2, 33-31, partita che è sempre rimasta sui binari dell'equilibrio. Grande anticipo di Pertile, poi esita un istante di troppo prima del tiro, si fa rimontare da Tosi, peccato, poteva essere il canestro del pareggio per il San Salvatore. Templari, vediamo se punisce la Spezia. Una delle peculiarità di questa squadra è proprio questa, una squadra molto forte, costruita per il salto di categoria, che sa essere cinica con il giusto istinto killer. Lo ha dimostrato per esempio Templari nel corso del primo tempo. Diene dopo l'errore ha tenuto vivo, vediamo un po', c'è un fischio di fallo in attacco. Se non ho visto male è stata la stessa Diene a sbracciare un po' troppo per cercare di guadagnare un vantaggio nell'1 contro 1. Allora riparte il San Salvatore che se l'è giocata a viso aperto anche nella partita d'andata, persa di sole 9 lunghezze all'esordio assoluto ovviamente in questa stagione, 70-61 in quel caso per la squadra di Corsolini, mentre arriva la palla persa. Ci furono 18 punti per Silvia Sarni, 15 per Diene, dati che testimoniano ovviamente una gara giocata soprattutto a beneficio delle lunghe. Abbiamo visto accenni di zona nel primo tempo e ora anche nel secondo da parte del San Salvatore. Pure la Spezia ci ha provato nel secondo quarto ottenendo risultati alterni. Viene dall'angolo, altra tripla, una mazzata questa per il morale del San Salvatore, che con un altro grande sforzo si era riportato a contatto sul meno 2, ora è nuovamente meno 5, 36-31, con Diene che è una lunga, ha grande fisicità ma che a mano educata, così come Sarni del resto,
difficile giocare contro la Spezia proprio per queste ragioni. Anche la Spezia si schiera a zona in questo terzo quarto. Circolazione sul perimetro per il San Salvatore, che non deve avere fretta di trovare un tiro immediato. Arioli attacca il centro dell'area, forse anche un po' maltrattata, ritorna sul pallone, sbaglia, Bungaite lotta, c'è una giocatrice a terra, si tratta di Diene ed è arrivato anche un fischio probabilmente a punire il San Salvatore, e così il pallone viene assegnato alla Spezia. Ci saranno dei cambi, Diene è abbastanza arrabbiata, forse gli arbitri invece hanno optato per assegnare il pallone alla Techfind. C'è un po' di concitazione, vedete Diene molto arrabbiata, e Arioli che si porta a ridosso della linea di fondo campo per eseguire la rimessa. Arioli per l'uscita di Pertile, Gagliano in angolo da Cinzia Arioli, la finta di passaggio, si prende il tiro senza ritmo, sbaglia, Bungaite a rimbalzo e poi prova a servire il taglio di Arioli. L'ultimo tocco è stato ancora di una giocatrice di La Spezia, si è trattato di Tosi nell'ultimo caso. Allora 6:26 da giocare nel terzo quarto, sempre più 5, la Spezia rimessa in attacco per il San Salvatore con Mataloni sul pallone per Giovanna Pertile. Attacca Pertile, spalle a canestro contro Pakowski, prova a batterla, arriva l'aiuto ma vince ugualmente Giovanna Pertile. 2 punti del -3, 36-33. Sempre a zona il San Salvatore. Templari, subito un pallone profondo per Pakowski che esce un po' dalla gabbia, consegnato di Olajide per Templari, va verso sinistra, Templari fuori da Tosi, attacca ancora l'area, Tosi difende forte, bene qui il San Salvatore, impedisce un tiro facile ad Arianna Tosi. Mataloni, un pallone non semplicissimo da controllare per Arioli, che comunque va dentro, lo scarico battuto per terra per Gagliano, non c'è spazio per il tiro, si va fuori. Allora per Pertile, scarico nel nulla qui per Giovanna Pertile, cercava ancora Gagliano, ha esitato ancora un po' troppo prima di tirare il San Salvatore. Siamo quasi alla metà del terzo quarto, sempre più 3 per la Spezia, che ora ha l'opportunità di allungare, presentandosi dall'altra parte con Lana Pakowski che chiama lo schema maglia. Il consegnato ricevuto da Templari, poi si va in post da Diene che è accoppiata con Tibè per il San Salvatore, tornata in campo appunto Angelica Tibè, e poi ancora lotta abbastanza dura sotto canestro tra Gagliano e Olajide. Gagliano si arrabbia, questo dovrebbe essere il suo terzo fallo personale, dunque c'è qualche problema là sotto per Marcello Ibba, con forse Bungaite che potrebbe tornare presto nella partita. 5-18. Pakowski dopo la rimessa dal fondo va da Diene che è in angolo, Diene mette il pallone per terra, cerca un passo di incrocio, non riesce a guadagnare vantaggio, vuole il pallone in post basso, giro e tiro immediato con tiro molto corto in realtà da parte della numero 4. Il San Salvatore è dall'altra parte con Arioli, Gagliano prova a duettare dentro con Pertile che arriva sul pallone, questo è un grande scarico di Giovanna Pertile per Gagliano, fermata con il fallo. 2 tiri liberi per l'ex Mercede e Cus Cagliari. Fuori Olajide, meno incisiva in questo terzo quarto rispetto al primo, e c'è ancora Sarni per la Spezia. 4,52, 2 liberi per Delia Gagliano, appunto, giocatrice che per buona parte del girone d'andata ha viaggiato in doppia di media. Sbagliato il primo libero. 36-33, ricordiamo, per la Spezia, che diventa 36-34 in virtù del secondo libero realizzato da Gagliano. Corradino in post da Sarni, il tiro cadendo all'indietro molto morbido di Silvia Sarni, uno dei suoi tiri preferiti. Più 4, 38-34. Subito a referto dopo pochi istanti dal suo ritorno in campo Sarni. Gagliano riapre per Mataloni, 10 secondi per il tiro. Mataloni esplora il pick and roll con Tibè da 3, Arioli solo il ferro, poi il rimbalzo lungo. Mataloni non ci arriva in tempo, si tratterà di rimessa per la Spezia.
La Spezia che arriva a questa gara da 3 vittorie consecutive, 2 delle quali curiosamente contro formazioni sarde. Prima il CUS superato a domicilio per 55-46 in una partita che vi abbiamo raccontato ovviamente anche su Directa Sport. Intanto è arrivato il canestro del +6 sul 40-34 e poi la seconda vittoria contro una squadra cagliaritana la scorsa settimana, lo scorso sabato per l'esattezza, contro la Virtus, superata in Liguria con il largo punteggio di 61-42. Intanto il tiro da 3 punti di Margherita Mataloni per riportare immediatamente a contatto il San Salvatore a un solo possesso di distanza dalla Spezia. 40-37, sempre zona per la squadra di Iba. Templari sul blocco di Diene, voleva giocare il pick and pop la giocatrice di La Spezia. Diene guarda da tutt'altra parte, ringrazia Arioli che vola in contropiede solitario a realizzare il canestro del -1. 40-39, fiammata del San Salvatore che era scivolato sotto sul -6 ma è tornato e qui va a recuperare un altro pallone. Mataloni in contropiede, c'è Tibè che appoggia con la mano sinistra, lo fa male, errore veramente sanguinosissimo. Questo sarebbe stato il canestro del sorpasso sul 41-40. La Spezia dal pallone in angolo a Templari e ovviamente arriva il canestro da 3 punti. 43-39. Quando parlavamo di istinto killer facevamo riferimento proprio a questo. Tibè ha sbagliato un canestro facile che avrebbe magari girato l'inerzia psicologica della partita. Templari dall'altra parte, peraltro con metri di spazio, non ha perdonato in nessuna situazione. Quello è un tiro che si può concedere a Elisa Templari. Qui l'ultimo tocco di Tibè, forse anche un po' frustrata e stordita in un certo senso dopo l'errore commesso. Saggiamente Marcello Iba va a chiamare il time out a 2:23 dalla conclusione del terzo quarto. Si riparte al Palavienna con il San Salvatore che ha cercato di fare quadrato dopo le ultime 2 azioni abbastanza sfortunate. La Spezia che cerca di allungare, Sarni, il backdoor di Templari, arriva tempestivamente l'aiuto di Tibè. Allora deve trovare altre soluzioni la squadra di Corsolini che si affida a Pakowski, pick and pop con Sarni, arriva il recupero di Laccorte, la tripla di Corradino presa non benissimo, Sarni fa valere i centimetri, al rimbalzo si mangia Laccorte. Poteva essere altrimenti oltre 20 centimetri di differenza tra le due. E poi ancora Lana Pakowski a segno per il +7, 46-39, massimo vantaggio per la Spezia in questa partita. 2 sbavature immediatamente punite con grande cinismo, con grande freddezza dalla Spezia, che ha ovviamente le caratteristiche da questo punto di vista della grande squadra. Pertile in post da Gagliano, il raddoppio, allora c'è Tibè che ha vantaggio su Pakowski, sbaglia 2 volte Angelica Tibè, non è senz'altro la sua serata. Pakowski, Tibè che arriva da una settimana anche non semplicissima dal punto di vista degli allenamenti, questo va sottolineato. Templari sbaglia, Sarni a rimbalzo arriva ovunque, qui riapre però verso la panchina del San Salvatore, praticamente il pallone se ne va fuori. Rimessa Techfind. Il pubblico comprende il momento un po' di difficoltà delle giallonere, allora cerca di alzare il livello di calore del tifo. Templari esce, dovrebbe essere entrata Mori se non abbiamo visto male per la Spezia. Cercheremo di essere più precisi a breve. Mataloni per Pertile, ancora Angelica Tibè ha bisogno di un canestro per tracciare la strada della rimonta. Un nuovo sforzo insomma per il San Salvatore è necessario a questo punto. Gagliano rischia il pallone perso, riapre per Laccorte, si costruisce bene questo palleggio a resti e tiro, manda a segno anche la conclusione, è quella del -5 sul 46-41. Laccorte che aveva spaccato la partita contro Civitanova all'inizio dell'ultimo quarto, dando tanta energia in uscita dalla panchina, prova a ripetersi questo pomeriggio. 30 secondi per l'ultimo mini intervallo con Templari che sposta il pallone verso sinistra, riapre poi in direzione di Corradino, ancora Pakowski cerca di battere il close out di Laccorte, pescata qui giustamente con il fallo in ritardo sullo scivolamento. Un tentativo di contenere Pakowski. Laccorte dovrebbe essere il primo fallo della sua partita. Rimessa dal fondo per la Spezia con Sarni. Allora 19 secondi e 7 decimi per
L'ultima pausa, Sarni da 2 punti dall'angolo, dentro anche questo. Ora entra tutto per la Spezia, è abituata anche a giocare partite di questo tipo. Nuovo +7, 48-41, l'hesitation di Mataloni, canestro con fallo. E prova lei allora a suonare la carica per il San Salvatore. Prova a riportare a contatto, insomma, la sua squadra. Questo è il canestro del -5 sul 48-43. Solita prova fatta di tanta generosità anche per Margherita Mataloni. Il libero supplementare è realizzato. Allora, nonostante le mazzate precedenti, dal punto di vista psicologico il San Salvatore è sempre lì. Sbaglia la Spezia, stavolta in conclusione di terzo quarto, e al 30esimo allora la formazione ospite ha solo 4 punti di vantaggio sul San Salvatore, 48-44. Ultimo quarto che sta per cominciare qui al Palavienna. La partita è equilibrata ancora, gran dispendio di energie per la Techfind in cercare di tenere testa a una delle 3 capoliste di questo campionato. La Spezia che cerca ora di chiudere i conti, se possibile sbaglia subito con Sarni, recupera il rimbalzo, Olashide, e arriva il canestro del +6 sul 50-44. Vediamo come risponde Mataloni, che ha chiamato lo schema d'attacco, si avvicina e riceve Giovanna Pertile. Il gioco a 2 con Gagliano. Vediamo un po', qui c'è il fallo della difesa, il fallo proprio di Olashide, che ferma irregolarmente l'azione di Pertile. Sostituzione la Spezia, uscita di Olashide che ha problemi di falli, viene in campo. 50-44 il punteggio. Mataloni dal palleggio, Margherita Mataloni, la corte, poi Pertile che si prende il pallone in angolo, torna fuori il movimento di Tibè. Gagliano prova ad attaccare il centro dell'area, il tiro non in perfetto equilibrio, è sbagliato, e allora la Spezia prova a correre il campo, stavolta con Pakowski che si arresta. Arriva Sarni, la finta di tiro, Corradino vuole appoggiare il pallone in post basso per Sarni, ribalta il lato in ritmo, Pakowski da 3, dentro anche questa, letale Lana Pakowski. 44-53, non ha forzato tanto in questa partita, non è stata appariscente come in altre occasioni, ma ha la capacità di fare sempre la cosa giusta al momento giusto. Lana Pakowski, tripla che sancisce, insomma, la prima vera spallata questa partita da parte di La Spezia. 53-44 alle soglie della doppia cifra di vantaggio. La squadra ospite che va a recuperare un altro pallone, il San Salvatore un po' in difficoltà. Ora Pakowski fermata qui in maniera nettamente irregolare da Tibè, una sorta di sgambetto pure involontario di Tibè. Sta tornando Arioli, c'è assolutamente necessità del capitano per il San Salvatore. 8:34 al termine, la situazione è molto complicata. Viene sulla rimessa dal fondo per Sarni, quindi Lana Pakowski seguita da Laccorte, scarico fuori, poi Sarni in punta, lascia nelle mani di Mori il tiro da 3 punti di Mori, una tabellata, il rimbalzo lungo che viene conquistato da Laccorte. Arioli, Mataloni, ancora Cinzia Arioli, pensa per un attimo al tiro da 3, poi si va vicino al canestro con Gagliano contro Sarni, abbastanza complicato venire fuori da lì. Mataloni allora si deve inventare qualcosa, sta per scadere il cronometro di 24, vuole andare vicino al canestro da Tibè, riapre per Arioli, tiro da 3 per riaprirla, ma il primo ferro rifiuta la conclusione della giocatrice della Techfind. Si resta sul 44-53 e ora la Spezia ovviamente ha tutto l'interesse a rallentare anche un po' il ritmo della contesa. Long 2 per Pakowski, ancora un errore. Arioli dal palleggio, Cinzia Arioli attende il piazzamento delle compagne, arriva ora Laccorte, prova a smarcarsi Gagliano, il tiro di Laccorte un po' avventato in questo caso, poi la lotta a rimbalzo che prima ancora la Spezia, l'ultima a toccare è stata proprio Angelica Tibè, che ha commesso qualche errore di precisione, di lucidità sotto canestro, ma abbastanza inattaccabile dal punto di vista dell'impegno. Invece 7 minuti 29 secondi,
con la Spezia che sembra aver incanalato la partita sui propri binari. Vediamo se questa sensazione viene confermata nei prossimi minuti di gioco. Pakowski poi viene in post, viene il movimento di potenza, riapre per Sarni, il tiro dall'angolo, solo Ferro e Tibè a portare giù il rimbalzo. Mataloni, ora forse anche le energie iniziano a venire meno per il San Salvatore che ha speso tanto. Mataloni segna, avrebbe voluto anche il fallo in questo caso, accorcia sul 46-53. Pakowski dall'altra parte seguita come un'ombra in questo frangente dall'accorte, qui però la manda a vuoto con la finta, si appoggia al vetro, trova il canestro del 55-46, dunque ripristina immediatamente le distanze la squadra di Corsolini. 6-37, post basso per Tibè, buono il giro dorsale, il pallone in angolo per Gagliano, infrazione di passi qui per Gagliano, palla persa, applaude Pakowski, soddisfatta la Spezia per questa tenuta difensiva. La Spezia che nel prossimo turno riposerà, mentre il San Salvatore dovrà stare attento a non inciampare sul campo di Viterbo, che è una delle formazioni che stanno lottando per ottenere la salvezza in questo campionato, che in casa appunto senz'altro vorrà conquistare 2 punti utili per mantenere la categoria. Arioli in angolo, il tiro da 3 punti di Laccorte, arriva il canestro stavolta per Michela Laccorte, c'è ancora vita per il San Salvatore sul -6, 55-49, e non può permettersi la Spezia di abbassare il livello dell'intensità. Post basso per Sarni contro Gagliano, stavolta va di potenza senza badare tanto al sottile Sarni, il canestro del 57-49. Pertile, il tiro dalla media distanza che si è costruita da solo in questo caso Giovanna Pertile, vale il -6, 57-51, altra interruzione in campo per il time out. Si torna dopo il time out al Palavienna, 2 possessi pieni di distanza tra le due squadre, 57 per la Spezia e 51 per la TechFind San Salvatore, che non si vuole arrendere. Chiamata maglia per Templario, riceve il consegnato da Mori. Tosi, attaccata forte dall'Accorte che va a cercare il pallone, DNA per Sarni e poi ci prova ancora Tosi col palleggio arresto di tiro, un po' sbilenco in questo caso il San Salvatore, che ha ripreso un po' il controllo a rimbalzo difensivo, ed è dall'altra parte ora con Mataloni, la finta di passaggio consegnato per Arioli, poi si butta dentro. Mataloni non trova né il canestro né il fallo che cercava. Dall'altra parte la Spezia prova a punire in sovrannumero per un istante. Tosi però si prende un tiro che non è un granché, in realtà un cross per Tosi. Pertile allora dall'altra parte punisce, e allora la partita è ufficialmente aperta sul -4, 57-53. Da sottolineare anche il grande orgoglio del San Salvatore in questa partita. Tiro cadendo all'indietro per Sarni, ancora un errore, rimbalzo portato giù dall'Accorte che affida poi il pallone nelle mani di Mataloni. È pronta Pertile a bloccare, poi si sposta e taglia improvvisamente dentro, prendendo di infilata Mori. L'ultima deviazione è stata appunto nella giocatrice in canotto numero 11, rimessa in attacco per il San Salvatore. Non gradisce questo piccolo calo dal punto di vista dell'attenzione Corsolini, allora torna Lana Pakowski sul parquet. Mataloni, dovrebbe essere tornata anche Corradino. Arioli vuole il pallone in gomito, Pertile che si apre per il possibile tiro da 3 punti, bella circolazione sul perimetro e tiro ben preso stavolta dall'Accorte. Non fortunato il San Salvatore, ma la costruzione era corretta in questo caso. C'è la spinta, rimbalzo di Gagliano, se non abbiamo visto male. 4 minuti 7 secondi per la conclusione di una partita ancora incerta, 57-53, ripetiamo, in favore di La Spezia. Pakowski
dal palleggio, attende Corradino che va a prendersi il pallone, è aggredita in questo caso da Mataloni, poi Diené cerca di avvicinarsi al canestro, sbaglia contro Pertile, poi tiene vivo a rimbalzo la Spezia. Templari, il pallone sotto per Sarni, nemmeno stavolta Sarni riesce ad andare a segno, si arrabbia un po' con gli arbitri. Sarni sostiene che la sua marcatrice si sia aggrappata sul suo avambraccio al momento del tiro. Mataloni va a esplorare una situazione vicino a canestro, c'è il mismatch tra Gagliano e Pakowski e ancora sfortuna in un appoggio da sotto apparentemente facile per Gagliano, che come detto aveva vantaggio evidente di centimetri su Pakowski. Il taglio di Pakowski a beffare la corte, costretta a spendere qui il fallo deciso sulla croata. Quello precedente sarebbe stato il canestro del -2. San Salvatore, avete visto qui sulla parte sinistra del vostro schermo Arioli che è andato un po' a rincuorare Gagliano per l'errore precedente. Pakowski con freddezza mette il primo tiro libero, 58-53. Sbagliato invece il secondo con rimbalzo conquistato da Giovanna Pertile. Mataloni lascia il pallone nelle mani di Arioli, va verso sinistra Arioli, Pertile si apre per il tiro da 3, lo prende ma manda sul ferro Giovanna Pertile. Rimbalzo la Spezia con attenzione, pronto un cambio, sta per tornare Julita Bungaite per la squadra giallonera. Pakowski insiste, poi trova Diené, Sarni dentro, una fucilata per Corradino. Arioli va decisa a spendere fallo, secondo gli arbitri è addirittura antisportivo, e allora due liberi più possesso può avvantaggiarsi ulteriormente di questa situazione la Spezia, quando manca ormai veramente poco alla fine della partita. Corradino in lunetta, Arioli si attarda in proteste, suo giudizio un po' severo questo fischio. Sembrava sostanzialmente essere andata a cercare il pallone pur con la chiara intenzione di spendere il fallo. Arioli, fischio forse un pochino severo ai danni del capitano del San Salvatore. Sono arrivati due canestri, poi due liberi per la Spezia. Allora siamo sul 60-53. Dal possibile -2 al -7 per il San Salvatore, se la prende anche con la sfortuna. Ha negato alcuni canestri facili. Bello lo scarico per Corradino allo scadere di 24 per Diené. La Spezia invece questi canestri non li sbaglia e allora vola nuovamente alle soglie della doppia cifra di vantaggio sul 62-53. Palla persa. San Salvatore che rischia un po' di scollegarsi dalla partita. 2 minuti e spiccioli da giocare, chiamata maglia per Pakowski, ancora Lana Pakowski. Sarni lascia nelle mani di Templari. Templari va verso sinistra, la marcatura attenta in questo caso da parte di Arioli, da 3 punti Sarni, secondo ferro, rimbalzo raccolto qui da Mataloni. Vediamo se ha le energie il San Salvatore per rimettere per l'ennesima volta tutto in discussione. Arioli, sale Bungaite per bloccare, Arioli dentro per la lituana, marcata qui d'anticipo in maniera astuta da Templari che mette una mano sul pallone. Palla contesa qui e freccia che indica la direzione d'attacco del San Salvatore. 1:43 al termine, c'è bisogno di un canestro rapido per la squadra giallonera, impegnata come detto nel prossimo turno a Viterbo. San Salvatore che vuole evitare insomma di concludere questa piccola striscia positiva che ha saputo costruire a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, con 2 partite casalinghe consecutive. Questa è la terza. Intanto tutto pronto per la ripresa del gioco con Arioli sulla rimessa per Mataloni. L'arresto è tiro morbido ma sbagliato, poi Bungaite riesce soltanto a toccare a rimbalzo. La rimessa è per la Spezia, 98 secondi al termine di questa partita che sta per eleggere probabilmente il suo vincitore. Cari Spezia avanti qui al Palavienna sul +9, 62-53. Templari
Diene e poi Sarni. Templari va a prendersi il pallone, prova a contenere Bungait, ma Templari con lo step back trova lo spazio per mettere il tiro del più 11, massimo vantaggio nella partita per la Spezia, 64-53, e ora inizia a farsi veramente difficilissima per il San Salvatore. La corte con la tripla, non c'è molto tempo da perdere, bisogna anche un po' forzare a questo punto, non c'è altro che il secondo ferro. La Spezia stavolta vuole cercare il canestro della staffa, arriva il fallo sistematico speso dalla corte, siamo in situazione di bonus. 2 liberi per Pakowski, che può chiuderla definitivamente sul più 13 in caso di realizzazione di entrambi i liberi. Il primo va dentro, 65-53. Dentro anche il secondo, e allora più 13 Pakowski, che in questa stagione sta facendo registrare cifre molto molto interessanti, la miglior marcatrice di squadra, poco sopra Templari per la Spezia. Mataloni intanto pesca la tripla e accorcia sul meno 10, 66-56, ma ormai è tardi per il San Salvatore, che può comunque essere soddisfatto per quanto offerto in questa partita. Tanta intensità, tanta energia, anche un'interpretazione tattica spesso e volentieri corretta. Insomma, hanno fatto male le lunghe di La Spezia, ma non hanno dominato la partita, nonostante avessero tutti gli strumenti per poterlo fare. Questo perché la gara era stata preparata bene in settimana. 38 secondi al termine, altro giro in lunetta per Lana Pakowski. Cercherà il San Salvatore di rifarsi, insomma, in impegni un po' più abbordabili dal punto di vista dei valori in campo. C'è il rammarico perché con qualche errore in meno da sotto il San Salvatore se la sarebbe potuta giocare fino ai secondi finali di questa partita. Dall'altra parte la Spezia, ripetiamo per l'ennesima volta, ha mostrato il cinismo che si conviene a una grande squadra, una squadra che legittimamente ha ambizioni di tornare nel campionato di Serie A1, qualche anno di distanza dall'ultima esperienza. Arioli ci riprova Mataloni da 3, stavolta il tiro è corto, 20 secondi. Siamo sul risultato di 56-68 e Templari, vediamo se vuole prendere ancora un tiro. Elisa Templari si ferma e finisce qui. Allora la Spezia fa suo il successo al Palaviena, batte un buon San Salvatore con il risultato finale di 68-56. Questo è il verdetto del Palaviena, con il San Salvatore che dunque cade dopo 2 vittorie consecutive. Quarto successo in fila invece per la cestistica spezzina.